Il pellegrinaggio degli ammalati in cattedrale ha concluso le feste per Nostra Signora dell'Orto. La sofferenza si affronta, ha detto Monsignor Tanasini, solo affidandosi completamente a Dio. Maria doni nuovo slancio alla vita ecclesiale e cittadina di Chiavari, così il Vescovo al termine della processione per Nostra Signora dell'Orto, poi l'invito ad aprire il cuore alla carità. Maria affida un compito ai rapallesi, annunciare Dio, è la riflessione di Don Stefano Curotto al termine della processione per Nostra Signora di Montallegro. La Fondazione Antiusura di Genova soddisfatta della linea del governo contro il gioco d'azzardo, nel 2017 giocati in Italia 102 miliardi di euro. Consentire a qualcuno di riprendere a vivere grazie ad una rete di amici è il senso dei corridoi umanitari promossi dalla comunità di Sant'Egidio per l'accoglienza dei migranti, se ne è parlato a Sestri Levante. Zoagli, l'asilo Omerello verso la procedura di fallimento, le dipendenti hanno presentato l'ingiunzione di pagamento per i crediti vantati nei confronti dell'ente. La CISL chiede alla Regione di intervenire. Al via a Chiavari gli appuntamenti del CIV e del centro storico, tornano Si saldi chi può, la grande abbuffata e lo sbarassu, le iniziative organizzate per risollevare la situazione del commercio. Con il potenziamento del servizio di informazioni turistiche si consolida la collaborazione tra il Comune e il Comitato Pro Lavagna. Prossimi obiettivi: la pulizia dei sentieri e il wifi cittadino. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi in apertura ancora le feste mariane. Oggi in cattedrale si è svolto il pellegrinaggio degli ammalati. Camminare sulle orme di Gesù ne vale la spesa, ha detto il Vescovo nell'omelia della Messa. Oggi ha poi spiegato: di fronte alla sofferenza tante volte si fugge, o perché si dice non è giusto, oppure perché non si riesce a sopportarla. Dio invece dice, ha sottolineato Monsignor Tanasini, facciamo la strada insieme, vieni con me, e allo stesso modo ha aggiunto: Maria afferma, ti accompagno, facciamo la strada insieme. Affidare le proprie sofferenze a Maria dunque per trovare forza e consolazione. Certo, ha concluso il Vescovo, non è facile, lo sarà soltanto se ci affideremo completamente a chi ci può consolare, sostenere e sollevare, come appunto fa la Madonna dell'Orto. Rimaniamo a Chiavari, dove ieri sera si è svolta la processione. Al rientro in cattedrale il Vescovo ha invitato la città a rinnovare lo slancio della fede e ad aprire il cuore alla carità e al sostegno delle persone maggiormente in difficoltà. La sintesi nel servizio. Maria che percorre le strade di Chiavari tocca, per citare un verbo utilizzato dal Vescovo, le vie, le case, i luoghi della vita quotidiana di ciascuna persona. Una folla ha accompagnato l'arca processionale di Nostra Signora dell'Orto e in tanti hanno atteso il suo passaggio. Su molti balconi luci e drappi per salutare la Vergine. È il senso del camminare di Maria tra la gente, richiamato da Monsignor Tanasini al rientro in cattedrale. Il desiderio, ha spiegato, è che questa presenza doni nuovo slancio alla vita ecclesiale cittadina, quello slancio che nasce da un cuore rinnovato. Abbiamo necessità dunque di ravvivare la nostra fede, di alimentarla. Abbiamo bisogno di vivere la carità che il Signore Gesù ci ha insegnato. Questi sono gli impegni che abbiamo preso in queste feste, affidando a Maria il nostro impegno. La festa mariana dunque non è conclusa, anzi, ha proseguito il Vescovo, il rapporto con Maria ha un nuovo inizio. È questo che dà senso e valore a tutti i gesti esteriori compiuti nelle celebrazioni di questi giorni. Sia un tempo il nostro di fiducia e di speranza, sia un tempo in cui davvero i cuori si aprono e vivono l'esperienza della carità. Attenti ai nostri anziani, ai nostri giovani, a coloro che sono più in difficoltà, a coloro che hanno bisogno, e tutti lo abbiamo gli uni degli altri. La processione è stata guidata dal Vescovo di Savona Noli, Monsignor Gero Marino, che poco prima, al Pontificale, si era soffermato sul camminare di Maria tra le persone e sulla sua presenza nella vita di tutti i giorni. Immaginare una fede legata alla vita quotidiana e non chiusa semplicemente nello spazio della liturgia o nel Tempio, ma una fede che cammina e abita la terra di tutti. Ricordiamo che domenica 8 luglio alle 10, sempre in cattedrale, si terrà la messa di ringraziamento per la Società Operaia Cattolica. E ora andiamo a Rapallo, dove ieri sera si è svolta anche in questo caso la processione, quest'anno con le modifiche al percorso dovute ai lavori sul lungomare. La preghiera è stata guidata dall'arciprete Don Stefano Curotto. Le interviste di Don Luca Sardella.
Quale tema di riflessione hai voluto proporre alla comunità al rientro della processione? Quello che mi ha fatto riflettere è questo evento di Maria che appare, mi sembra che lasci un compito alla città di Rapallo, annunciare Dio, cioè annunciare un trascendente, un rapporto con il Signore, oggi in questo tempo dove di Dio se ne parla poco, dove si crede poco. Ecco. È un compito che ha allo stile del Vangelo, cioè l'apparizione a Giovanni Chichizzola è in linea nello stile delle apparizioni. Dio affida il messaggio a chi conta di meno dal punto di vista sociale, da chi ha anche meno forse risorse per poter essere, tra virgolette, avere un'autorevolezza, una credibilità sua. Quindi ci viene chiesto davvero un gesto di fede, no? Nell'ascoltare l'annuncio di Giovanni che Maria, come dire, ha lasciato un quadretto. È stato chiesto un evento di fede e questo a mio avviso ancora oggi viene rinnovato, credere che Dio parla, Dio si affida all'uomo e in particolare a chi conta di meno. Che cosa significa per un sacerdote nativo di Rapallo partecipare al momento della processione? Ha un significato profondissimo, perché il sacerdozio si gusta in proporzione di una memoria viva delle proprie radici. Non è questo di essere Rapallo, Chiavari o Santa Margherita, sono le radici, c'è un cromosoma, un DNA che ti viene trasmesso e la passione che hai alle radici ti rende capace di lasciare che il Signore faccia di te quello che Lui ha stabilito. Domenica al santuario di Montallegro si rinnoverà il consueto rito dello scioglimento del voto, l'inizio alle 10:30, la messa sarà presieduta dal Vescovo, al termine la processione con il quadretto della Vergine e la benedizione della città di Rapallo. Cambiamo tema, veniamo all'attualità e parliamo dello stop alla pubblicità sul gioco d'azzardo contenuto nel nuovo decreto Dignità presentato ieri dal Governo. Ha suscitato reazioni positive da parte delle associazioni che da anni combattono contro la ludopatia. Le intenzioni certamente dovranno poi essere ratificate dal Parlamento. Tuttavia, dicono dalla Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso di Genova, si pone un primo freno a chi lucra con il gioco d'azzardo. Lo scorso anno in Italia si è raggiunto il massimo del giocato, 102 miliardi di euro. Sentiamo l'intervista ad Alberto Montani dell'Antiusura. Qual è il vostro commento sulle disposizioni contro il gioco d'azzardo contenute nel nuovo decreto Dignità? La volontà del governo di vietare la pubblicità al gioco d'azzardo, fatto salvo, va bene, lotterie tipo nazionali, eccetera, eccetera, è un'intenzione molto positiva. È una delle richieste fondamentali che anche noi abbiamo fatto alla nostra regione, cioè l'equiparazione del gioco d'azzardo al fumo nella limitazione della pubblicità ci vede senz'altro positivo. Come andrà ad aiutare le persone che possono cadere nel gioco patologico? Noi l'anno scorso abbiamo verificato il massimo dei massimi del giocato in Italia, siamo a 102 miliardi. Se noi freniamo questo andato, soprattutto andando a limitare la pubblicità, riteniamo che, come è avvenuto per il fumo, altrettanto sarà per il gioco. Certamente che la pubblicità ha il peso che ha, tanto è vero che, guarda caso, chi si è preoccupato di questa intenzione del governo, chi è proprietario per esempio delle TV private, la stessa editoria non farà salti di gioia. E poi non dimentichiamo che la forza delle società, alcune sono addirittura quotate in borsa, per andare a incidere sui singoli parlamentari. Questi si muoveranno con tutte le loro possibilità, perché considerano la possibilità di fare pubblicità un veicolo importante per continuare a mantenere questi fatturati.
Rimaniamo sull'attualità e parliamo di migranti. Una delle strade più sicure e umane di accoglienza e integrazione è quella dei corridoi umanitari, l'iniziativa promossa dalla comunità di Sant'Egidio e che in questi anni ha portato in Europa quasi 2000 persone. Il tema è stato affrontato a Sestri Levante. Sentiamo. Consentire ad una persona di riprendere a camminare con qualcuno che lo ha accolto e gli è amico. È questo il senso dei corridoi umanitari che ancora negli ultimi giorni hanno portato in Italia gente in fuga dalla guerra con un regolare volo di linea e non su un barcone attraverso i cosiddetti viaggi della morte. Il modello è promosso dalla comunità di Sant'Egidio ed è stato presentato a Sestri Levante in un incontro che si è svolto nella Basilica di Santa Maria di Nazareth. Le persone che arrivano, che vengono accolte, sentono veramente di essere in un clima familiare e questo li aiuta molto a compiere quel percorso che è fatto appunto di apprendimento della lingua italiana, di comprensione anche di una cultura che tante volte è molto diversa, nella ricerca del lavoro, nella ricostruzione appunto di un percorso che possa guardare al futuro. Il modello non prevede grossi centri, ma piccole ospitalità familiari, in case e appartamenti messi a disposizione da privati, associazioni e soprattutto parrocchie. I corridoi umanitari sono a costo zero per lo Stato, ma l'accoglienza è totalmente a carico appunto di chi accoglie, quindi è prendersi carico in pieno di chi arriva e quindi di chi prova a ricostruire insieme a chi l'ha accolto un futuro. A Sestri Levante c'erano anche alcuni testimoni, ragazzi fuggiti dalla Siria e dall'Eritrea. Alcuni sono a Genova da pochi giorni. I'm from Eritrea. I born in 1973 in Asmara. Medan viene da Asmara e racconta sta già frequentando il corso di italiano. Poi c'è Samir, siriano, con il sogno di diventare parrucchiere, una tradizione di famiglia ostacolata dalla guerra. Ora in Italia lo sta realizzando. Ero nel campo profughi di Lesbo e venuti 2 persone della comunità di Sant'Egidio, ho incontrato e siamo venuti qua. Tante storie di ospitalità e integrazione che funzionano e sono un arricchimento per chi arriva e per chi accoglie. E questo credo che sia anche un valore di profondo umanesimo, un valore cristiano che dovremmo diffondere molto di più. Il Papa celebrerà una messa per i migranti venerdì 6 luglio alle ore 11 nella Basilica Vaticana. La celebrazione sarà in diretta sul canale 15 di Telepace. Veniamo sul territorio, l'asilo Merello di Zoagli verso il fallimento. Questa mattina le dipendenti della struttura hanno presentato l'ingiunzione di pagamento per i crediti vantati nei confronti dell'ente, situazione che porta al pignoramento dei beni e alla conseguente procedura di fallimento. A raccontarlo Andrea Sanguinetti della CISL Tigullio, area metropolitana, che spiega il Comune non finanzia l'asilo lamentandone la cattiva gestione, mentre la presidenza della fondazione imputa alle scelte del sindaco l'attuale dissesto finanziario della struttura. La Regione inoltre, prosegue la CISL, non vuole intervenire perché dice l'asilo è privato. Secondo Sanguinetti in realtà è una fondazione privata ma a controllo pubblico perché sia la Presidenza sia il Consiglio d'amministrazione sono nominati dal sindaco. Dunque, conclude la nota della CISL, dato che tutte le parti in causa e i politici intervenuti nella vicenda si sono dichiarati contrari alla chiusura dell'asilo, chiediamo atti conseguenti e coerenti a questa volontà da loro espressa. Trasporti, oggi c'è stata una riunione tra i vertici di ATP e i sindaci di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino e il consigliere metropolitano Claudio Garbarino. Si è parlato del Frecciabus, il servizio navetta di interscambio su cui salgono i passeggeri dei pullman turistici in arrivo al casello autostradale rapallese. Si è deciso di proseguire l'attuale fase sperimentale per tutta l'estate, seguendo gli stessi criteri, compresa la compilazione della white list per i mezzi che usufruiscono di una deroga. Eventuali modifiche sono rimandate a dopo l'estate. Per quanto riguarda invece il Volabus, il collegamento cioè dei 3 comuni con l'aeroporto di Genova, c'è una data per il viaggio inaugurale, sarà il 12 di luglio. Il servizio funzionerà nella fascia oraria in cui sono previste partenze e arrivi dallo scalo aeroportuale. Il servizio sarà sperimentale per 2 mesi e collegherà l'aeroporto a Portofino. Durante il tragitto sono previste fermate intermedie, ad esempio Paraggi, Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana e la stazione ferroviaria di Rapallo. Siamo alla cultura, questa mattina è stato presentato a Chiavari il calendario degli appuntamenti estivi del CIV Ci vediamo in centro. Il primo è in programma sabato 7 luglio con Si saldi chi può, i saldi estivi, con i negozi del Carrugio che terranno aperti sino alle 23. Venerdì 20 luglio torna la grande abbuffata, quest'anno dedicata allo street food. La seconda serata il 9 agosto, in quel caso il tema sarà serata hawaiana. Infine lunedì 13 e martedì 14 agosto lo Sbarassu. Sono eventi che hanno il compito di risollevare la difficile
difficile situazione del commercio cittadino. Ce ne parla il presidente dell'Ascom Chiavarese. Gli eventi estivi di Chiavari non sono soltanto eventi di intrattenimento. Sono stati, come dire, collaudati, provati nel corso di questi 10 anni e hanno la finalità ovvia di quella di portare un preciso indotto economico immediato alle attività che partecipano all'iniziativa. Già nel 2008, quando siamo nati, c'era già una situazione di difficoltà, di crisi economica e la risposta che è venuta costituendo questo CIV è stata proprio quella di creare delle iniziative che potessero dare per alcune giornate un po' di sollievo dal punto di vista economico. Lo sbarasso, la grande abbuffata, si saldi chi può, Chiavari in fiore. Oggi siamo in una situazione drammatica, ancora più complicata, dove, ahimè, le sole manifestazioni, e ne parliamo di circa 12 all'anno che il CIV fa, non sono più ancora, come dire, di supporto alle attività. Ecco che quindi nascono tutti dei progetti che sono quelli di riqualificare il centro storico, che sono quelli di creare dei patti d'area dove vengono tutelate le aziende che lavorano in uno specifico spazio, in una specifica area. Qual è l'andamento del commercio? Qual è la situazione appunto generale? Molto difficile, soprattutto le attività del settore dell'abbigliamento, che sono quelle che appunto fanno i saldi e lo sbarasso, lamentano criticità. La speranza con queste iniziative, con questa nuova vitalità che ritroviamo tutte le volte, dovrebbe naturalmente dare un buon risultato e un buon esito per queste manifestazioni. Si saldi chi può è l'apertura serale di sabato sera in sinergia e in comune accordo con la Promotour per il mercatino dell'antiquariato, perché anche i banchi del mercatino in quell'occasione, numerosi banchi, saranno aperti, e soprattutto poi con la serata dello sbarasso del 13 e 14 agosto, che è la settimana proprio tradizionale delle ferie, quindi avremo moltissimi visitatori che vengono a Chiavari. Non c'è solo il CIV del centro storico, è nato infatti a Chiavari il consorzio Le Vie del Levante. L'intenzione, spiega il presidente Stefano Cataldo, è quella di organizzare eventi anche in vie che al momento non sono state mai coinvolte, come Corso Dante, Via Trieste e Via Magenta. Il primo evento di luglio, Tigullio Burning, si svolgerà sabato 7 a partire dalle 20 in Piazza Roma. Il progetto, ideato da Elisa Pilotti, direttrice del Centro Artistico Musicale di Lavagna, nasce per dare voce agli autori e alla musica emergente e inedita della zona. La seconda manifestazione è prevista per giovedì 12 luglio con fiesta in via Entella Olè nell'omonima via Chiavarese. Poi il programma delle iniziative per luglio si concluderà il 27 in piazza Cavour con artisti in piazza. Questa mattina si sono incontrati il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, la console dell'Ecuador a Genova, Marta Fierro Bachero, e l'assessore ai servizi sociali Fiammetta Maggio, li vedete nella foto. Dal colloquio è nata la proposta di sviluppare una collaborazione per sostenere e tutelare le famiglie e i bambini ecuadoriani in situazioni di disagio familiare o con difficoltà educative. Vista infatti la significativa presenza della comunità ecuadoriana a Chiavari, le istituzioni si impegneranno a promuovere incontri, iniziative pubbliche per rilevare i bisogni dei cittadini, fornire loro indicazioni corrette sui servizi pubblici e per favorire i ricongiungimenti dei minori con i propri familiari. Primo risultato concreto della collaborazione tra la Giunta Lavagnese e il Comitato Pro Lavagna, espressione di tutte le realtà economiche e commerciali cittadine. Stiamo parlando del potenziamento del servizio di informazioni turistiche aperto in Piazza della Libertà. È andato per noi Andrea Capitani. Il nuovo servizio di informazioni turistiche del Comune di Lavagna. Aperto dal 1 di giugno, in un mese ha gestito le richieste di informazioni di 531 italiani, 53 inglesi e decine di turisti tedeschi, francesi, olandesi, russi e spagnoli. A garantirne l'apertura 7 giorni su 7 fino al 31 di ottobre un'impiegata con esperienza specifica nel settore e conoscenza di inglese, francese e tedesco, scelta nell'ambito del piano Over 40 e che affiancherà il personale del comune garantendone un'apertura quotidiana. Un servizio potenziato rispetto agli anni scorsi grazie alla sinergia tra l'amministrazione comunale, il consorzio servizio marittimo del Tigullio e quello del centro storico di Lavagna, inserito nell'ambito del Comitato Pro Lavagna. Il turista, il frequentatore di Lavagna, ormai non sceglie più in base solamente ai costi, sceglie anche in base a una percezione di accoglienza e di bellezza. Diciamo, si potrebbe dire che la vacanza è un sogno e deve rimanere tale. È importante quindi avere le persone giuste negli uffici giusti che
possano fare accoglienza senza fare errori anche banali di comunicazione. Il potenziamento dello sportello turistico è il primo traguardo di una collaborazione, quella tra il Comune e il Comitato che raccoglie tutte le realtà economiche e commerciali di Lavagna, che punta adesso all'implementazione di altri servizi. Abbiamo trovato grande disponibilità da parte della Commissione prefettizia, abbiamo trovato anche suggerimenti e idee che ci hanno aiutato nel proseguo delle nostre iniziative. Lo IAT, come dicevo, non è l'unica iniziativa, ci sono in ballo altre due cose, c'è gli hotspot wifi che dovrebbero andare a coprire tutto il territorio del Comune di Lavagna e anche una riqualificazione dei sentieri che andrà fatta ottenendo un finanziamento regionale creato allo scopo. E a proposito di iniziative culturali andiamo a vedere gli appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 5 luglio. Continua il 10° raduno dei Rapallin. Il Banco della Cultura Locale Tigullio Maremonti resterà infatti allestito dalle 9 fino alle 19 in piazza Cavour a Rapallo. È sempre aperto al pubblico il cantiere di restauro dell'opera Tentazioni di Sant'Antonio Abate nel deserto di Anton Maria Maragliano. Il gruppo scultoreo è collocato nell'ex Palazzo di Giustizia di Chiavari, dove si potrà ammirare dalle 10 alle 13, con prenotazione della visita tramite l'ufficio turistico. La mostra Perduta nel paesaggio, con le opere di Maria Rocca, è allestita a Palazzo Fasce di Sestri Levante sino a domenica 8 luglio. È aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Visita guidata al nuovo allestimento degli ex voto marinari del santuario di Nostra Signora del Boschetto a Camogli alle 17 con Farida Simonetti, direttrice della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. A seguire il concerto con Nevio Zanardi al violino e Giulia Gatti al violoncello. L'ingresso è a offerta libera sino ad esaurimento posti. Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto Humanitas di Milano, terrà la conferenza Immunità, Immunoterapia e Cancro, Ritorno dal futuro. L'appuntamento è al CISEF dell'ospedale Gaslini di Genova alle 17:30. Una visita sensoriale alla scoperta dei profumi e dei colori delle piante del parco di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure è organizzata per le 17:30. Dodi Battaglia, cantante dei Pooh, riceverà il premio pirotecnico nella piazzetta di Portofino. L'inizio alle ore 18. Come riconoscimento riceverà anche un'opera del pittore ligure Gianmarco Crovetto. La presentazione del libro La prima stella della sera, Recco bombardata nelle pagine di un diario di Angela Ardini, si terrà alle 18 all'Hotel Palazzo Grillo di Recco. Protagonisti Luca Borzani, storico, Esther Armanino, scrittrice e collaboratrice della Stampa, e Massimo Bisca, presidente dell'Ampi di Genova. I maestri Andrea Cardinale e Guido Ferrari dirigeranno un concerto per violino ed organo nella chiesa di San Francesco, l'inizio alle 21:15 nella chiesa di Rapallo. Il debutto della 21esima edizione del festival In una notte d'estate vedrà l'adattamento del Fu Mattia Pascal a cura di Pietro Montadon alle 21:15 nella storica piazza di San Matteo a Genova. Infine, a Sesta Godano, per la rassegna Teatro in Piazza, andrà in scena Pellicole, perché la vita di una donna è un film. L'appuntamento è all'Aia della Corte alle 21:30, l'ingresso è a offerta. C'è stato un lutto in conclusione a San Salvatore di Cogorno, è mancato infatti una persona molto conosciuta e amata dalla gente, si tratta di Giovanni Lambruschini, il 2 luglio scorso aveva compiuto 88 anni, si è spento all'ospedale di Rapallo, per tanti anni è stato il sacrestano della Basilica dei Fieschi durante la guida di Don Marcello Botto, ha voluto così tanto bene alla parrocchia da servirla con tutto l'impegno possibile, mettendo ordine in chiesa, pulendo il sagrato, occupandosi del Camposanto, dell'asilo e del parco parrocchiale, per non parlare del chiostro e di tutto quello che ruotava intorno alla vita della comunità. Una persona sempre disponibile, dicono in molti, un'assenza che si farà sentire. Domani il funerale alle 16 in Basilica a San Salvatore di Cogorno. E c'è un ultimo aggiornamento di cronaca perché nel tardo pomeriggio di oggi a Moneglia una donna sui 50 anni stava annegando in mare, è stata tirata fuori dal marito, subito dopo però è andata in arresto cardiaco e per fortuna rianimata grazie alla presenza dei sanitari del 118 e dai militi della Croce Azzurra monegliese. È stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, ma la sua situazione, dicono i sanitari, resta grave. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, l'informazione torna domani con il TG13 alle 12:45. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.